Presidente, la conclusione di questi 2 giorni che ha portato Trieste al centro della pubblica amministrazione italiana, ma soprattutto una grande visibilità per la città. Ne siamo estremamente orgogliosi, è stata davvero una scelta importante quella di ANCI Giovani di essere presente a Trieste, tra l'altro con davvero una foltissima rappresentanza. Importante perché proprio in questo momento storico dobbiamo fare il punto su alcune grandi riforme, la riforma costituzionale che interessa tanto i territori, il fatto che finalmente, come ha detto anche il Ministro Boschi, ci sia la possibilità per i territori di avvicinarsi a Roma, di avvicinarsi ai palazzi romani, di poter discutere dei temi regionali sarà una grande sfida sia per le regioni che per i comuni. Dall'altra abbiamo anche la sfida della riforma della pubblica amministrazione. Noi in Friuli Venezia Giulia un pezzo di strada l'abbiamo già fatta con la riforma degli enti locali, devo dire ieri la giornata storica della costituzione delle unioni territoriali è stata particolarmente importante per noi, dall'altra però abbiamo una grande ulteriore sfida a cui guardiamo con grande interesse, anche guardando al lavoro che sta facendo il Ministro Madia, e mi riferisco in particolare alla sfida delle partecipate e del comparto unico. Ovviamente siamo consapevoli che in questo sistema di cambiamenti bisogna essere anche particolarmente sfidanti e coraggiosi. A noi non manca il coraggio.